Allora, ho lavato l'oblò normalmente nel lavandino, un po' di acqua calda e la spugna che gratta il detersivo. E adesso, vedi qua c'è un attaccatore di adesivo per mettergli una specie di tennina. Spuliamo con acqua rasa e pennello che ho da qualche parte. Eccoci qua. Dopodiché verniciamo e via. Andiamo infine la cicca, dopodiché acqua rasa, pennello e via. La cronaca, se devi fare anche tu ste robe, vedi, fallo prima di pulire. È venuto giù il disastro da qua, il disastro. Anzi, approfitterei adesso con lo scoppino. E vabbè dai, via il dente e via il dolore, tanto prima o dopo bisogna comunque farlo e dopo devo pulire. Quindi, varia roba. Ah, che sofferenza! Nella mia casetta, tutto sto spazio! Teste di cazzo! Eccola! Buon, posso andare a verniciare e via, dopo lo montiamo. Ci sia aspettare un 10 secondi. Io adesso prima di verniciarlo andrei a lavarlo un'altra volta, sì, meglio. Buono, via, asciutto. E adesso iniziamo. Sì, ci vorrà un bel po' di passate. È un po' uno spray del Bigolo questo qua, per fare portaoggetti della portiera ci ho messo non so quante passate. Vabbè, adesso lasciamo un attimo asciugare, dopo via altre 4-5 passate, che è un po' un colorante cacca. L'ho voluto strafare, solo che c'erano tante passate, quindi pazienza dai. E rismontiamo tutto. No vabbè dai, per le pulizie. Eccoci, nuovo di pacca. Eccola. Tac. Perfetto. Intanto ho smontato la presa d'aria perché ho dato una rinfrescata. Tac. E voilà. Pezzo alla volta.